veloce, c'è un animale, fai la cacca veloce. Ciao followers, questa è l'ultima storia. Prima di partire per questo campeggio itinerante, a presto. Ciao a tutti. Vi abbraccio. Se succede qualcosa, ti chiamano. Questo è il telefono satellitare. Se ci sono delle emergenze, noi abbiamo questo. Ciao, ciao. Sono felice di fare questa esperienza, però non può stare bene. Vedremo come andrà. Ci sentiamo presto. Qua dormiremo io e il videomaker Manuel. Entrate pure, non fatevi riguardo. Ti lascio decidere dove dormire. Siccome questa è l'ultima tenda, la più esposta al leone, io dormirò qua. Così il leone troverà prima Manuel. Leti? Yeah. La nostra chef, my follower. Lì ci troveremo per fare colazione, pranzo, cena. Qui è caldo umido, c'è la nostra doccia. Eccolo qua il bagno. Privacy assicurata, basta tirare giù la cerniera. Bisogna sempre guardare dove si cammina, perché potrebbero esserci dei serpenti, scorpioni. Non ha il pisello. Ho paura che sia serpenti. Tu fai vedere che sopra di noi non c'è niente. Ci sono le stelle. Adesso io farò una cagata stellare. Come va la doccia, Nico? Lo so. Qui abbiamo un po' di casino questa sera. Domani ci organizziamo meglio con la luce perché adesso è buio, bisogna andare a dormire. Mi fa molto strano non poter dare la buonanotte ai miei cari. Questa è anche parte dell'avventura. Buonanotte. Veloce, l'appuntamento era alle 6 e sono le 6:07. Vergognati! Chiudi bene perché entrano i Cobra. I nostri compagni di viaggio ci stanno aspettando. Andiamo a fare safari. Non sembra un'aquila. Dove è poche nave? Ah, eccola qua. Quella bianca e nera. Adesso mi bevo il caffè davanti agli ippopotami. Ippopotamo? Caffè, biscotto. Ippopotamo, caffè, biscotto. Buono? Molto buono. Very good lasagna today. It's hot? It's fire. Adesso tirano giù qua il trabicol. Ok. C'è anche il balsamo. Lusso, ragazzi. Katie sta già preparando la tavola per la cena. Romeo sta mettendo le luci, così quando arriva il buio vediamo qualcosina. Bellissimo stare senza l'ansia della notifica. L'unico motivo per cui sto usando il telefono è fare questo video, quindi lo sto usando come una videocamera, come una volta. Mi fa strano non poter comunicare con le persone a cui voglio bene, però insomma so che sono là che mi aspettano. In teoria sono là che mi aspettano. Contentati. Monia, are you ready? Yes. Brava! Do you speak English? Hi to my followers! Questa barchetta che vedete si chiama Mokoro, proprio come il tour operator con cui stiamo viaggiando. Sgorda tanto. Are we sure? Signora Mokoro! Ho capito perché ha chiamato Mokoro il tour operator. Perché è una continua emozione. Wow! Non fare movimenti bruschi. Collo solo giro. Guarda Gabriella, la Pacifica. Chi è che si avvicina presuntuosamente? Ah no, che credo. Videomaker. Spero che il mio seguito non si offenda, ma senza social sto benissimo. Ho solo paura che i miei cari si siano già rifatti una vita. È 3 giorni che siamo qua. Con le app di incontri un attimo, Okay, good evening. Tonight our menu will have roasted beef fillet with some sauce, served with potato mash, accompanied by vegetable stir fry, the cauliflower cheese. Enjoy the dinner. Brava Leti. Signore e signori, buonanotte. Cinema. Vai. Buongiorno. Siamo primi. Ti mancano i social? Zero. E per quanto riguarda i miei cari, ho la tranquillità di chi sa che se fosse successo qualcosa di brutto, mi avrebbero chiamato con questo. Buonanotte. Prima di dormire ti racconto una fiaba. C'era una tenda. Dentro questa tenda c'erano 2 amici. Sono andato in elicottero anch'io, è stato bellissimo, wow! A un certo punto alla tenda si avvicina un leone e li mangia tutti e 2 e muoiono. Buonanotte. Ma questo è lusso. Lei vuole una mancia, immagino, ma non ho contanti.
Viaggiare è anche perdersi completamente nei panorami e nei paesaggi, e farlo senza connessioni è molto più semplice. Certo, bisogna sapersi adattare, ma a ogni problema esiste una soluzione. Molti mi chiedono: ma come fai a mantenere pulite le tue parti intime nel mezzo della savana? Semplice, con le salviettine Anonet. E così, stanco ma appagato, con il cuore pieno di gioia e gli occhi pieni di stupore, dopo 5 giorni mi ricollego a internet. Stanno tutti bene. Allora adesso finisci di montare il video e lo pubblichi sui social? In dei social. Ciao Fatti, ne voglio più sapere di social. Anche perché ho trovato un paesino qua vicino dove penso vivrei molto bene. Continua a seguirmi per scoprire di cosa sto parlando.